Insomma, mancano 2 minuti ad andare in scena. Caricati. La tremarella c'è? Sì, tutta. Ci deve essere? Questa volta non abbiamo la minima idea se ci sarà gente o no in teatro. Questa è la bellezza, la magia del teatro. Beh, sono emozioni però. Belle, è proprio per questo che lo facciamo. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao. Mio caro Martin, come ti invidio, sei rientrato in una Germania democratica, una terra dalla cultura profonda, che sta vivendo gli inizi di una straordinaria libertà politica. Sarete felici, ne sono certo. Mi fa piacere sapere che Elsa e i ragazzi hanno fatto una traversata gradevole e il vostro nuovo indirizzo poi mi ha davvero lasciato di stucco. Castello di Ratzenburg. Quanto a me, non sono molto allegro. Ora la mia casa delle vacanze si è trasferita al di là del vasto oceano. Tu che mi accogli come un fratello e la nostra cara allegra Elsa che esce sorridendo, mi stringe la mano, grida Max, Max! Maggio 1933. Caro Martin, sono davvero preoccupato. So che le tue idee liberali e il tuo animo generoso non tollerano alcuna malvagità e che mi dirai sempre la verità. Il figlio di Harold Silberman è appena tornato da Berlino e a quanto sento l'ha scappata per un pelo. Ha raccontato di gente frustrata, forzata a bere a denti stretti bottiglie di olio di ricino, è morta dopo ore di lenta agonia. Monaco, 9 luglio 1933. Caro Max, ti scrivo sulla carta da lettere della mia banca. Si è reso necessario perché ho una richiesta da farti e vorrei evitare la nuova censura. Per il momento dobbiamo smettere di scriverci per quanto riguarda i gravi avvenimenti che ti hanno tanto sconvolto. Anche a me all'inizio non piacevano affatto, ma poi ho dovuto ammettere che si rendevano dolorosamente necessari. La razza ebraica è un problema scottante per ogni nazione della post-Hitler. Io non ho mai odiato un ebreo in particolare, l'ho sempre considerato un amico, ma tu sai che parlo in tutta onestà quando dico che ti ho voluto bene, non perché è ebreo, ma nonostante tu lo fossi. L'ebreo è il capo espiatorio universale. Se è così, un motivo ci sarà. Ma questo problema degli ebrei è soltanto un dettaglio. Sta accadendo qualcosa di molto più importante. Per 14 anni abbiamo chinato la testa, sconfitti. Abbiamo mangiato l'amaro pane della vergogna e della povertà. Ma ora siamo uomini liberi. Possiamo risorgere in tutta la nostra potenza e tenere alta la testa davanti alle altre nazioni. Ma no,
mentre scrivo sono certo, come sono certo dell'entusiasmo che mi infiamma anche tu. Tu lo capirai, tu vedrai soltanto che la tua gente sta patendo. Lo capisco. Gli ebrei sono fatti così. Vi lamentate ma non siete mai abbastanza audaci da combattere. Ahimè, Max, so che tutto questo ti rattristerà, ma devi capire, le rivoluzioni sono molto più importanti degli uomini che le scatenano. Per quanto riguarda me, io ne faccio parte. Heinrich è ufficiale nella brigata giovanile guidata dal barone von Freichen, che viene spesso a trovarci. Con le sue visite nobilitano la nostra casa. Elsa non si occupa molto di politica, a parte adorare il nostro amabile Führer. In quest'ultimo mese si stanca facilmente, ma quando anche questo bimbo sarà nato, lei starà meglio. Mi dispiace che la nostra corrispondenza si chiuda in questo modo, Max. Forse un giorno potremo incontrarci nuovamente su un terreno di maggiore comprensione. Come sempre, il tuo affezionato Martin Schulz. Monaco, 18 agosto 1933. Caro Max, ho avuto la tua lettera, ma la mia risposta è no. Sei un sentimentale. Io sarei un liberale americano. No, io sono un patriota tedesco. Che cosa c'è? Che cosa c'è di più frivolo di un liberale? Io lo so bene, perché lo sono stato. È una persona che condanna un governo debole perché non attua alcun cambiamento. Ma quando un uomo forte sale al potere, quando un uomo d'azione comincia a cambiare le cose, che cosa fa il liberale? Si dichiara contrario. Lui lo chiama vedere le cose a lungo termine, ma non è altro che una gran paura di essere costretto a passare all'azione. Gli uomini che contano sono soltanto coloro che agiscono. E qui in Germania è salito al potere un uomo d'azione. È un uomo pieno di energia che cambierà le cose. Io lo seguirò. Voglio sbarazzarmi di una vita piena di parole e priva di fatti. Offro la mia schiena e le mie spalle a questo nuovo grande cambiamento. Non metto in discussione i fini delle nostre azioni, non è necessario. So che è bene, perché è frutto di energia. Non è possibile sbagliare quando si agisce con tanta gioia e vitalità. Tu dici che perseguitiamo i liberali, che bruciamo le biblioteche. Svegliati! Il chirurgo che asporta un canto dà forse prova di questo sentimentalismo dolciastro. La Germania ha rialzato la testa davanti a tutte le nazioni del mondo e seguirà il suo glorioso Führer verso la vittoria. Che cosa vuoi saperne tu? Che te ne stai lì seduto a sognare? Non hai conosciuto mai uno come Hitler. È come una luce accecante, ma calda, come il sole di un nuovo giorno. Insisto, non scrivermi più. Dobbiamo entrambi riconoscere che non andiamo più d'accordo. Martin Schulz. San Francisco, 23 novembre 1933. Monaco, 12 febbraio 1934.
Dio, Max! Caro amico, che cosa stai facendo? Sono costretto a cercare di contrabbandare questa lettera. Sono così disperato che non puoi nemmeno immaginarti. Perché è un tema che mi tocca sempre tanto, ma in questa serata l'aspetto che mi ha lasciato più sorpresa è il cambiamento, l'evoluzione del pensiero di Martin, no? che un po' rappresenta il cambiamento del pensiero della Germania, no? Di tutta la popolazione, che è sempre quella grande questione che ci si pone ogni volta: ma com'è possibile che un popolo intero possa trasformarsi in una mostruosità collettiva così, no? La risposta del pubblico perfetta, e anche come atteggiamento in generale di attenzione e di generale partecipazione è stato molto molto positivo. Che cosa le lascia aver preparato questo dramma che avete rappresentato? In che cosa l'ha arricchito? Allora, il fatto di aver visto la parte non solo di chi ha vissuto l'Olocausto da un punto di vista delle vittime, ma anche dal punto di vista di chi sostanzialmente da carnefice si trasforma poi in vittima, le piccolezze umane che ci possono sempre essere, e come viene dimostrato anche alla fine delle varie slide, possono ritornare in auge purtroppo di anno in anno. Come anche la storia delle maschere la storia delle maschere è per universalizzare il problema, diciamo. Professor Darè, è finita, insomma, com'è andata questa sera? È finita questa serata, ma speriamo di ritornare in sella fra poco. No, comunque la direi molto bene. Certo, molto bene. Sì? Confermate? Cosa dite? È proprio piaciuto. Li abbiamo sganciato prima un po'. No. Cosa le è piaciuto, signora, di questa? Ma il messaggio, ecco, mi è entrato diretto. È un periodo Particolare, sì. Particolare, sì, in particolare. E sui due interpreti che cosa dice? Che sono riusciti a rappresentare bene sia il tedesco che A caratterizzare, diciamo. caratterizzata, sì. Grazie.